Cesola eseguita l'autopsia sulla 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa con una profonda ferita alla testa, esclusa l'ipotesi di una caduta fatale. Gli inquirenti si indaga in tutte le direzioni. Aggressione brutale a Roma, vittima un 22enne castellano in vacanza con due amici. Il giovane è ricoverato nello stesso reparto del 19enne trevigiano pestato, sempre sabato sera, ma a Porta San Tommaso. Tragedia alle Canarie, il 27enne Riccardo Rocco di Vigonza è morto travolto da un'onda mentre pescava assieme ad un amico veneziano che si è salvato. Un impatto improvviso, poi la corsa disperata in ospedale non ce l'ha fatta. Giannina Tognone, 85 anni, di Albignasego, travolta da un'auto davanti casa. E ancora emergenza furti nel territorio bassanese, un bollettino che si aggiorna purtroppo quotidianamente nel mirino dei ladri negli ultimi giorni. È finito anche Cartigliano. Iniziato oggi a Palazzo Carroffini a Venezia l'accreditamento dei nuovi consiglieri regionali, tra cui l'ex presidente Zaia. Nelle prossime ore le nomine di giunta. Tavola rotonda per gli allevatori veneti a Castelfranco che dopo l'accordo sul prezzo del latte per i primi mesi del 2026 si sono ritrovati per fare il punto anche con l'assessore uscente Federico Caner. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, l'autopsia sulla morte di Diana Cannevarolo cambia la direzione delle indagini. La ferita al cranio è un segno sospetto sul collo, non sono compatibili con una caduta dall'alto, è un giallo. Il giallo di Torri si infittisce. L'autopsia eseguita su Diana Cannevarolo, 49 anni, non lascia dubbi. Una lesione nella parte sinistra e bassa del cranio, non compatibile con una caduta dall'alto, e un segno sul collo, inquietante. Elementi che spingono gli inquirenti del questore Francesco Zerilli a indagare in più direzioni. Un'aggressione? Tutto può essere. Frattura, una lesione AL sulla parte sinistra del cranio. L'avvocato Cesare Dalmaso, legale della famiglia, con i cronisti afferma. Rimangono aperte ancora tutte le piste? Sì. Compreso l'omicidio? No, non credo, quello non credo proprio, non lo so, non ne ho idea, E poi il penalista vicentino aggiunge. Potrebbe essere collegato alla signora, quindi potrebbe aver avuto una colluttazione? Non lo so, questo è un enigma che risolverà il pubblico ministero certamente. Dunque Diana non è caduta dall'alto, più verosimile che fosse seduta sulla panchina del cortile di via Zara e lì sia stata raggiunta da qualcuno. È stata poi colpita? Una dinamica ancora tutta da ricostruire, ma che apre scenari misteriosi. I familiari sono decisi. Nicolò, il figlio diciottenne, dice: mia mamma non è caduta, l'hanno colpita, l'ho trovata piena di sangue, non respirava, ho provato a rianimarla, è stato terribile. Il compagno, Vincenzo, afferma: Diana non usciva mai a caso, quella notte qualcuno l'ha aspettata, noi abbiamo sentito rumori nei giorni scorsi, è impossibile pensare che sia stato un incidente. Ora gli investigatori cercano risposta a 3 domande decisive. Chi era con Diana? Perché è stata eventualmente colpita? E che cosa è successo nei pochi minuti tra la sua uscita di casa e il ritrovamento in quella chiazza di sangue alle 5:30 del mattino? Un giallo, appunto. Aggressione brutale a Roma, vittima un 22enne castellano in vacanza con 2 amici, è stato preso a calci e pugni in faccia sabato sera, 40 i giorni di prognosi rimediato, una violenza senza senso, racconta il padre, ha rischiato la vita, dice. Il giovane si trova ricoverato nello stesso reparto del 19enne trevigiano pestato, sempre sabato sera, ma a Porta San Tommaso. Questi erano a volto scoperto, a parte uno che aveva il cappuccio in testa, ma gli altri erano a volto scoperto, sicché io mi auguro che vengano riconosciuti e che paghino, insomma, per quello che hanno fatto, che non si può rovinare. Poteva anche restare, se il calcio in faccia lo prende su un punto che poteva anche restare là per terra morto, ha rischiato veramente la vita. Una violenza cieca, ingiustificabile, vittima un 22enne castellano, studente lavoratore che sabato sera si trovava a Roma per un weekend che doveva essere di svago, con lui altri 2 amici, anche loro trevigiani dell'area di Castelfranco Veneto. Ora il ragazzo si trova al Cafoncello di Treviso dopo un primo ricovero all'Umberto I nella capitale in attesa di una delicata operazione maxillofacciale. I fatti in uno dei quartieri della Movida romana in piazza Bologna al Nomentano. Il clima, racconta il padre del giovane, è quello di una serata di festa come tante. Tanto che stavano
parlando, un tipo si è avvicinato e gli ha detto: stai parlando con le pischelle sbagliate. Loro stavano parlando c'era tantissima gente, parlavano tutti insieme con delle ragazze e niente, poi gli hanno detto di seguirlo su un vicolo. Richiesta che viene ovviamente respinta dal 22enne, ma è in questo momento che il provocatore viene raggiunto da due compagni che ben presto diventano complici. Gli hanno tirato un pugno in faccia, lui è caduto, l'hanno preso a calci in faccia, un amico suo è intervenuto e l'ha preso due pugni anche lui senza gravi conseguenze, ma due pugni anche lui, e poi niente, poi mio figlio si è rialzato e ha fatto come si hanno fatto per scappare, perché avevano anche paura, e sti qua tre si sono dileguati. I giovani castellani sono disorientati, raggiungono l'Umberto I in taxi, qui vengono prestate le prime cure. Gli hanno fatto una prognosi di 30 giorni, che poi qua a Treviso è addirittura aumentata a 40 giorni perché aveva varie fratture allo zigomo, sotto l'occhio, aveva una faccia che sembrava un pugile, sembrava Rocky Balboa dopo il combattimento. Moralmente non è al massimo, diciamo, anche perché è una cosa che non gli è mai successa. Formalizzata la denuncia, si procede con le indagini. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini della videosorveglianza di una gioielleria nei pressi del luogo del pestaggio. Intanto il 22enne al Cafoncello è ricoverato nella stessa stanza del 19enne che sempre sabato sera, ma a Treviso, a Porta San Tommaso, è stato aggredito dal branco. Una coincidenza che forse racconta un fenomeno esteso, quello delle baby gang e delle botte facili. Per il padre del ferito difficile trovare un senso a tanta violenza. Speriamo che non restino segni, avere la faccia rovinata non per un incidente o per un'altra cosa, ma perché uno ti dà due pugni sul muso e 4 calci in faccia senza nessunissimo motivo, ti fa stare, sta roba qua ti fa veramente riflettere. E ancora cronaca, tragedia alle Canarie, il 27enne Riccardo Rocco di Vigonza è morto mentre pescava assieme ad un amico veneziano che si è salvato. Riccardo Rocco se n'è andato facendo quello che amava di più. Il 27enne di Codiverno di Vigonza è stato travolto da un'onda mentre stava pescando alle Canarie, dove stava trascorrendo le vacanze. Il giovane era in viaggio dal 2 dicembre con un amico, Giulio Favaretto, residente a Scorzè, in provincia di Venezia, quando nel pomeriggio di domenica, mentre pescavano su una scogliera a Playa Blanca, un'onda li ha travolti scaraventandoli in mare. Rocco, in condizioni gravissime, è stato recuperato a 500 metri dal punto in cui era caduto. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo dopo un arresto cardiaco. Nonostante ciò, il 27enne è morto poche ore dopo all'ospedale José Molina Orosa di Arrecife. Fortunatamente l'amico è riuscito a mettersi in salvo, portato nello stesso ospedale, se l'ha cavato con alcune ferite e un principio di ipotermia. La famiglia di Rocco lo aveva sentito per l'ultima volta poche ore prima dell'incidente e lo aspettava a casa il 18 dicembre. Il destino però ha voluto che andasse in un altro modo. I familiari sono volati a Lanzarote per il riconoscimento della salma e le procedure di rimpatrio. Un impatto improvviso, poi la corsa disperata in ospedale. Non ce l'ha fatta Giannina Tognon, 85 anni, travolta da un'auto mentre attraversava la strada per tornare a casa. Vedo questa figura in mezzo alla strada, le scarpe un po' distanti, le chiavi, gli occhiali, allora abbiamo immaginato che qualcosa di grave sia successo. Un'immagine terribile, quella apparsa davanti agli occhi del vicino di casa di Giannina Tognon. L'85enne investita violentemente da un'auto in via Torino ad Albignasego, proprio davanti casa sua. L'anziana è morta dopo il ricovero in ospedale, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. L'urto infatti è stato violentissimo, facendole sbattere la testa sull'asfalto. Una situazione giudicata critica fin da subito dai sanitari intervenuti. Attraversava la strada, era appena andata a trovare una signora, sono tutti parenti, si conoscono, e stava attraversando la strada per tornare a casa. Ho visto un movimento un po' strano qui davanti, che le macchine giravano, ho detto è successo qualcosa e mi sono precipitato a vedere. L'automobilista, un 63enne di Padova, potrebbe non averla vista in tempo, ma saranno i rilievi delle forze dell'ordine a ricostruire con esattezza la dinamica. Una tragedia avvenuta in un tratto di strada conosciuto per la sua pericolosità. Qui gli automobilisti sfrecciano nonostante il rilevatore di velocità. Pericolosissimo, sì, perché dopo, come tutti gli automobilisti, anche voi,
guidate la macchina e dopo una rotonda rallentate e si accelera. Se non si trova un ostacolo nel mezzo delle abitazioni, la gente corre, non gliene frega niente del limitatore di velocità. Dell'imitatore di velocità che indica la velocità superiore. Difatti noi da dentro la cucina vediamo è sempre rosso quando passano le macchine, mai nessuno rallenta assolutamente. E ancora emergenza furti nel territorio bassanese, un bollettino che si aggiorna purtroppo quotidianamente. Nel mirino dei ladri negli ultimi giorni è finito anche Cartigliano. Sentiamo il drammatico racconto di uno dei derubati. C'è dolore, c'è malessere, c'è diciamo inquieto vivere, nel senso che io non riesco a riposare e sono affranto, ecco, tutto qui. Rimane una ferita profonda. Rimane una ferita grossa, soprattutto per quello che insomma è stato portato via, sono gli affetti familiari, i ricordi di papà e tante robe insomma. Gli occhi lucidi, la voce tremante raccontano lo shock che Alen Stacchio sta vivendo in queste ore dopo che i ladri hanno violato la sua abitazione di via San Giuseppe a Cartigliano. La famiglia Stacchio era fuori città, i malviventi sono penetrati da questa vetrata che si trova sul retro della casa. Una volta dentro hanno avuto il tempo di mettere tutto a soqquadro, di smontare anche i condizionatori e persino di sedersi a tavola. Hanno praticamente aperto il frigo, hanno deciso anche di sedersi a tavola, quindi aprire un po' dell'acqua e via dicendo, e quindi ieri ho deciso con la moglie insomma di entrare e cercare di buttare via il possibile, e poi diciamo c'è un po' di abbigliamento, li abbiamo portato a lavare. Io non so se riuscirò ancora a indossare certi abiti. Il senso di ansia e di dolore accompagna il racconto di Alen Stacchio. Hanno cominciato ad entrare dai nostri vicini, sono due persone anziane, hanno sfondato la porta dietro e sono entrati praticamente fino su in camera, hanno puntato la pila. La signora ha chiamato subito praticamente il nome della figlia e da lì sono scappati giù, praticamente sembravano una squadra di tori. Quello che sono felice è che praticamente eravamo fuori, è la cosa più bella, perché a volte capita anche che con gli impegni lavorativi lasciamo qui magari la bimba per un aiuto compiti e via dicendo, anche magari solo per poche ore, però diciamo che da oggi, l'altro giorno, la mia vita è un po' cambiata. L'importante è che ci vada via questa cosa un po' dalla testa, perché il fatto psicologico è proprio quello che dà più fastidio, insomma. Non bisogna farsi giustizia da soli, conclude Stacchio, servono però maggiori controlli. Sicuramente dalle forze dell'ordine qualche passaggio in più dedicato, staremmo sicuramente un po' più tranquilli la notte, ecco. Siamo alla politica. È iniziato oggi a Palazzo Ferrofini a Venezia l'accreditamento dei nuovi consiglieri regionali, accreditamento che procederà per gruppi, a iniziare dalla Lega. La prima ad arrivare con un motoscafo tutto al femminile è l'ex vicepresidente della regione Elisa De Berti. Sorrisi e strette di mano con gli addetti all'accoglienza ufficiale davanti alla statua del Leone di San Marco all'ingresso del Consiglio regionale. È una Venezia romantica, avvolta nella nebbia, quella che saluta i nuovi consiglieri regionali. Per molti di loro è la prima volta a Palazzo Ferrofini, come le neoelette padovane Giorgia Bedin, sindaca di Monselice, ed Eleonora Mosco, fresca di dimissioni da consigliera provinciale. Il mio cuore è un po' diviso, nel senso che sono felice per il successo e per aver dato un'opportunità al territorio che rappresento, quindi la Bassa Padovana, di avere finalmente un consigliere regionale eletto dopo 10 anni. Dall'altra parte però insomma dovrò a breve lasciare il mio ruolo di sindaco e quindi questo insomma mi dispiace. Una grande emozione, ma anche insomma un grande senso di responsabilità nel sapere che si insomma affronta una nuova esperienza istituzionale al servizio, come sempre,
sempre dei cittadini. Nuovi ingressi e vecchi ritorni nella sede del Consiglio regionale che ha accolto la prima parte dei 51 eletti della 12ª legislatura. Nutrito anche il gruppo dei trevigiani in quota Lega. No, assolutamente a piedi, perché poi non faceva neanche tanto freddo e allora abbiamo visto quanto bella è Venezia. Un ritorno in Consiglio regionale. Ma sì, sono anche un po' emozionato perché era tanti anni che mancavo, però vedo che è rimasto tutto più o meno come l'avevo lasciato. Ritorno in Consiglio regionale, sono contenta e soprattutto dell'affetto dei cittadini che hanno dato il consenso, e sicuramente sarà un buon modo per lavorare bene nei prossimi 5 anni. Papabile di assessorato, Sono scelte del presidente Alberto Stefani. Io spero di poter portare quello che è stato il mio lavoro in questo periodo e quindi legato a quelle che sono state le tematiche che abbiamo affrontato con i colleghi territorialmente. E il piave. Sicuramente anche quello è un tema importante. La giornata è dedicata alle operazioni di accreditamento con la consegna delle strumentazioni, le incombenze burocratiche e le foto di rito. Per la veneziana Rosanna Conte una prassi nota e già sperimentata a Bruxelles. Si sente l'emozione, si respira già l'aria di squadra, di sintonia anche con i colleghi. L'atmosfera è quella del primo giorno di scuola, in attesa del primo appuntamento lunedì, quando ci sarà la prima seduta che sancirà l'insediamento del Consiglio regionale alla presenza di Alberto Stefani, e nell'occasione si conoscerà anche il nuovo presidente. Tra i neoconsiglieri sfila anche l'ex presidente Zaia, curioso di fare in consiglio l'esperienza sotto un'altra veste. Entro la fine della settimana ci si attende anche la nomina della nuova giunta. Come ci si sente? Bene, perché dovrei sentirmi come? Insomma, voglio dire, ci passa da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini. Ma questo è un bel segnale, no? Bisogna anche, come si può dire, lasciare spazio ovviamente alla democrazia, che prevede che ogni tanto si facciano anche le elezioni, visto considerato che qualcuno sosteneva che qua non si facessero mai le elezioni. E del resto oggi c'è una bella esperienza, che è quella di provare a fare anche, diciamo, quella parte legislativa che prima non facevo, perché ricordo che il consigliere regionale, ricordiamo ai cittadini, fa le leggi che poi vengono poi gestite dalla regione. Passo spedito, pronto per la foto di rito e la burocrazia, anche se è difficile, cerca di mischiarsi ai nuovi consiglieri, ma il consigliere regionale Luca Zaia ancora viene chiamato da tutti presidente. Buonasera. L'arrivo di Zaia a Palazzo Balbi segue quello di tanti ex assessori della sua giunta, tanti quelli che sanno già di rimanere consiglieri come Roberto Marcato e Cristiano Corazzari. Non ne ho la più pallida idea, mi auguro solo che siano nomi all'altezza delle aspettative dei veneti e che Alberto non si faccia condizionare da destra a sinistra, ma faccia delle scelte solo per i veneti. Per me sarà l'occasione per approfondire le tematiche legate al territorio, con particolare riferimento al mio territorio di provenienza, il Polesine, che saranno dibattute e decise nell'interno delle varie commissioni. Penso a temi importantissimi come la sanità e il sociale. I nomi del Toto Giunta impazzano, i rumors che si fanno insistenti sembrano confermare un tecnico alla sanità, mentre tra i quasi certi c'è Valeria Mantovan di Fratelli d'Italia, all'istruzione e lavoro. Poi decideranno le segreterie in comune accordo col Presidente, però già è una grande emozione oggi essere qui, perché io sono stata nominata un anno fa in giunta, e entrare qui da eletta prima in consiglio e poi insomma staremo a vedere, è davvero una grande emozione. Anche il veneziano Francesco Calzavara è dato tra i papabili in giunta. Siamo tranquilli. Sta decidendo Stefani? Io credo di sì, insomma, mi pare di capire che lunedì c'è il Consiglio, credo che sarebbe giusto arrivare in Consiglio regionale anche con la nuova giunta. Il suo nome però, insieme a quello di Valeria Mantovan, è quello dato tra i più papabili per un rientro a Palazzo. Appunto, di solito si entra a Papa e si esce qualcos'altro. Nomi che si rincorrono come quello di Sonia Brescaccin, Filippo Giacinti e Dario Bond. A svelarlo il presidente Alberto Stefani, forse già nelle prossime ore, entro lunedì sicuramente, prima della prima seduta del Consiglio regionale. Tavola rotonda per gli allevatori veneti questa mattina a Castelfranco, che dopo l'accordo sul prezzo del latte per i primi mesi del 2026 si sono ritrovati per fare il punto anche con l'assessore uscente Federico Canea. Noi abbiamo un'idea che la qualità veneta ha sempre pagato e pagherà ancora, però il momento non è dei migliori, perché arriva prodotto da un'infinità
di destinazioni diverse da quelle che erano prima, che effettivamente crea un po' di disagio e di preoccupazione. All'indomani dell'accordo sul prezzo del latte fissato dal Ministero dell'Agricoltura, che sarà per i produttori di 0,54 centesimi di euro a litro a gennaio, 0,53 a febbraio e 0,52 a marzo, l'Associazione regionale produttori latte del Veneto si è trovata attorno ad un tavolo a Castelfranco, insieme all'assessore uscente Federico Caner, per fare il punto della situazione e indicare le strategie future. Nei mesi scorsi il mercato è stato invaso da prodotto di altri paesi con abbassamento di prezzo corrisposto ai produttori, il che ha creato disagi e polemiche. Non che i prezzi fissati risolvano tutto, ma almeno dettano il futuro. Sinceramente sarei stato più preoccupato che non ci fosse stato un riferimento, perché viviamo una giungla di chiacchiere e di considerazioni e il fatto di partire da qualche punto fermo dà l'idea che in effetti il Ministero qualcosa di buono l'ha fatto. È vero, 53 sono pochi per gli allevatori, però in un momento come questo c'era da preoccuparsi di chi aveva le disdette in mano e non poteva consegnare il latte. Un prezzo che però per qualche allevatore non è nemmeno di sopravvivenza. Probabilmente per molte stalle, per esempio nell'area alta della nostra cooperativa, della provincia di Belluno o le terre ancora più alte, sarebbe un prezzo che non è in grado di consentire la sopravvivenza alle stalle. Prezzi che non hanno inciso molto sul consumatore, ma evidentemente sugli allevatori e sui prodotti, e l'inizio del prossimo anno sarà cruciale. Quello che può succedere adesso nel 2026, i primi mesi saranno molto difficili, perché fare un prezzo a livello ministeriale non è che risolva tutti i problemi, perché che comanda è il mercato. Se il latte nel mercato ce ne sarà troppo, ci sarà dei ribassi ancora ulteriori. Contro questa invasione, per il latte veneto c'è solo una possibilità. Le nostre armi a disposizione rimangono le stesse: qualità, 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 e soprattutto dobbiamo far capire ai produttori latte che l'offerta del latte è una vecchia regola di mercato, non cambierà mai. In questo momento qualche litro di latte in più ci ha portato a preoccuparci, dobbiamo riuscire a mantenere equilibrio nel mercato, è l'unico modo per trovare serenità. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.